Ciao a tutti, 2014, 21esima edizione, sono passati 21 anni, quindi più che maggiorenni, 4 premi studiati ad hoc direi, perché quest'anno la grande novità, la voglio dire in anteprima, è stata quella della cucina a chilometri zero abbinata al cinema, quindi il cinema nella parte culinaria, nella parte del prodotto veneto, quindi la regione del Veneto in bronzo, su un basamento di una pietra del Piave, di un sasso del Piave, con la peculiarità di questa opera, provincia per provincia troviamo il prodotto. Giorgio Bortoli, organizzatore del premio Una vita nel cinema, inserito nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, era notevolmente soddisfatto al termine della giornata che ha visto le premiazioni e i riconoscimenti all'Hotel Excelsior nello spazio della Regione Veneto. Alla presenza di 4 bellissime ragazze, le Marie del Carnevale veneziano, vestite con gli abiti realizzati dal reparto sartoria del carcere femminile della Giudecca per conto della cooperativa Il Cerchio, si sono svolte le premiazioni di rito con un'attenta analisi anche filosofica di questo abbinamento cinema-cucina. Ma il cibo con il cinema lo coniuga il valore della sensazione, della percezione, dell'assaporare delle emozioni. Indiscutibilmente credo che sia questa ciò che coniuga queste due realtà. Il premio Una vita nel cinema 2014 è andato al giornalista Lorenzo Maier per la sua proficua attività ultraventennale con il Gazzettino alla Mostra del Cinema. Fa molto piacere perché comunque Venezia è la mia città e mi fa piacere che il lavoro che svolgo per il Gazzettino sia oggetto di riconoscimento. Spero che possa essere di buon auspicio per il futuro del Lido, di Venezia e della Mostra del Cinema. Premiata poi anche l'attrice Katie Monique per la carriera diretta recentemente da Paolo Sorrentino, Martin Scorsese e Claudio Vanzina. È incoraggiante, diciamo. È molto tempo che lavoro, che cerco di creare il mio valore, no, nel cinema, e quindi è un riconoscimento che fa molto piacere e mi incoraggia e che sia di buon auspicio, speriamo, per trovare degli artisti con cui collaborare, delle grandi storie che emozionino e che vi diano la possibilità, chissà, di creare dei personaggi indimenticabili. Troppo ambizioso, non si sa. Giorgio Bosetti ha ritirato il premio ricordando con ironia la sua lunga carriera e il suo passato qui alla Mostra del Cinema. Intanto un fatto di amicizia e di stima per Giorgio Bortoli, poi il piacere di tutte le iniziative che fioriscono nell'ambito della Mostra del Cinema perché fanno casa e riguardano ormai, ahimè, purtroppo sempre di più, un gruppo di persone che si conoscono, si stimano, sono amiche da tanto tempo. Terzo, sono molto contento e molto orgoglioso che sia un riconoscimento della Regione Veneto nell'ambito della Regione Veneto, essendo io un veneziano. La mostra di quest'anno mi sembra una mostra importante perché è una mostra di sfida, di coraggio, di rinnovamento. La battaglia perché il segno della Mostra di Venezia sia un segno di trasformazione, così come fu nel 1932, è il più antico festival del mondo, è quella che ci aspetta nei prossimi anni. Il mondo dei festival, come il mondo del cinema, deve saper cambiare, deve sapersi rinnovare, così deve fare anche la mostra dettando agli altri la linea guida. Premiato infine con Una vita nel cinema il regista Tatti Sanguinetti, che proprio in questa edizione presenta il film Giulio Andreotti, Il cinema visto da vicino, con fotografia di Elio Bisignani, prodotto dall'Istituto Luce Cinecittà, con un'intervista documentata e minuziosa di Giulio Andreotti a Tatti Sanguinetti e Pierluigi Raffaelli, in cui il senatore a vita racconta il periodo del suo sottosegretariato dal 1947 al 1953.
Una bella giornata che si è conclusa in uno splendido locale in riva al mare, il Paciuca, dove si sono potuti degustare prodotti enogastronomici d'eccezione e prosecco DOC della regione.